Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguiti i titoli più importanti del pomeriggio. La politica con l'addio dei consiglieri comunali Andrea Barresi e Paola Parisi a Fratelli d'Italia e il loro conseguente passaggio alla Lega. Il motivo, spiegato in una nota, del progetto politico di Giorgia Meloni a Catania nulla si è realizzato, hanno commentato. La cronaca rompe il silenzio. Il padre del 17enne rapito giovedì scorso a Vittoria, in provincia di Ragusa. Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino da mangiare. È stato un incubo per lui e per tutti noi. Per fortuna è finita bene, ha concluso. Accoltella moglie, figlio e nipote, ricercato in Germania un siciliano originario di Licata, in provincia di Agrigento, per triplice tentato omicidio. Tuttora è in corso le ricerche di Mario Abbate, questo è il nome dell'uomo che ha fatto perdere le sue tracce dandosi alla fuga. Infortunio sul lavoro per una dipendente dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, precipitata con l'ascensore per un allentamento di cavi. La donna avrebbe riportato fratture alle gambe. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani in Sicilia. Contrariamente a oggi, infatti, giornata in cui piogge e temporali sparsi hanno predominato, domani il sole tornerà a splendere con qualche piccolo annuvolamento o piovasco in prevalenza sul versante orientale della regione. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.